polizia, 2 pregiudicati ritenuti responsabili della violenta aggressione al titolare della pasticceria Soraru in centro a Vicenza. Si tratta di 2 senza fissa dimora, 28 e 30 anni. Subito dopo avevano tentato 2 furti in casa. Interrogatorio in carcere per Sergio De Zen, arrestato per l'uccisione della moglie a Masier. L'anziano ha chiesto di restare in carcere. Non ci sono responsabilità di una singola struttura sanitaria, il problema è generale politico, dice l'avvocato. Era già in possesso di un ordine di allontanamento dall'Italia il 33enne tunisino arrestato nella notte a Vicenza. In questura aggredito e ferito un poliziotto. Nuova protesta a Cadoneghe dei multati pizzicati dal contestato Autovelox. Si sono dati appuntamento davanti al municipio. Vogliamo un futuro? Qui la scritta sullo striscione esposto sul ponte di Rialto da studenti universitari provenienti da tutto il Veneto per denunciare ancora una volta il caro affitti. Ai nastri di partenza la campagna vaccinale anti-influenza, la nuova variante di Covid-19 all'US 1 Dolomiti, si scaldano i motori, platea di potenziali fruitori, 130.000 over 60. Olimpiadi Milano-Cortina, ore decisive per il destino della discussa pista da bob, non si trovano imprese per effettuare i lavori, cresce la tensione, l'ultima parola spetterà al governo. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Cronaca in apertura di questa edizione del nostro telegiornale. Scorribanda criminale, rapinato con calci, morsi e pugni il titolare della pasticceria proprio vicino al Teatro Olimpico. Siamo nel cuore di Vicenza e ci sono 2 arresti. Con calci, morsi e pugni, introducendosi di notte nel laboratorio interrato, facendolo cadere a terra per rapinarlo e poi fuggire. L'aggressione al titolare della pasticceria Soraru, ad un passo dalla Basilica Palladiana, era stato solo il culmine della serata di scorribande criminali dei 2 noti pregiudicati vicentini arrestati oggi dalla polizia. Le indagini sono state svolte a ritroso, a partire dalla rapina. I 2 al termine erano fuggiti abbandonando un trolley risultato rubato qualche ora prima in un'abitazione non lontana da lì e avevano tentato un altro furto in abitazione. Inoltre è emerso il loro coinvolgimento anche nel furto avvenuto in un ristorante di sushi dopo la rapina alla pasticceria. Proprio nel locale è stato infatti trovato il portafogli del titolare della Soraru. Una serie di episodi molto gravi che sono avvenuti appunto una decina di giorni fa e in relazione ai quali appunto sono state sviluppate attività investigative immediate proprio per poter ricostruire la dinamica dei fatti e poter addivenire all'arresto dei responsabili. Si tratta di 2 senza fissa dimora, gravitanti nel Vicentino, di 28 e 30 anni. Al termine della ricostruzione della sequenza di reati da parte della Questura, in collaborazione con i Carabinieri, la Procura della Repubblica Berica ha chiesto al GIP 2 ordini di custodia cautelare. Per loro è scattato anche un foglio di via dal comune di Vicenza. Fondamentale per le indagini è stato l'ausilio delle telecamere. Ancora una volta anche queste indagini ci hanno dimostrato e ci hanno confermato che l'esistenza dei sistemi di difesa passiva, di allarmi anti-intrusione, di sistemi di videosorveglianza sono fondamentali non solo a scopo dissuasivo, ma anche nel caso in cui questi reati vengano commessi, per poter intervenire immediatamente, far intervenire immediatamente le forze dell'ordine e per poter poi ricostruire la dinamica dei fatti non solo attraverso le testimonianze ma anche le immagini. Il plauso dell'amministrazione va alle forze dell'ordine che hanno chiuso il cerchio attorno all'escalation degli episodi consumati nella notte tra il 19 e il 20 settembre, individuando gli autori in poco tempo, e si rilancia il tema della presenza di agenti sul territorio. Nei prossimi mesi abbiamo già programmato l'assunzione di 6 nuovi vigili, di 6 nuovi agenti della polizia locale e pensiamo di riuscire ad assumere anche di più per tornare a portare a Vicenza gli agenti nei quartieri, tornare ad avere il vigile di quartiere con una presenza maggiore all'interno dei quartieri cittadini. A 2 giorni dalla rapina nella cartolibreria zona stadio, restiamo a Vicenza. È un via vai continuo di persone che vogliono esprimere solidarietà al commerciante minacciato con una mazza da baseball. Vediamo. Che è protetto, viene a prendere il giornale col casco adesso. Sì. Ha paura delle mozzate. Sì, meglio. Sono più sicuro. Ormai siamo a questi livelli. No, a parte gli scherzi, comunque qui anche per dare una solidarietà. Beh, io sono cliente suo, sì, ma il problema secondo me è che adesso questi si accontentano anche di poche cose, non vanno alla ricerca del colpo, quindi possono andare da chiunque, in qualsiasi casa, da qualsiasi negozio, perché anche con 500 euro... Vengo a salutare Enrico intanto e mi dispiace quello che è successo e spero che non succeda mai più.
però purtroppo siamo in mano in brutte mani, bruttissime. Sono rimasta di sasso perché giustamente non siamo più sicuri di niente. Non siamo più sicuri di niente, abbiamo una città abbandonata a se stessa. Dove non si pensa o si pensava che potesse accadere, invece adesso pian piano è una roba che ti fa, una volta era una roba leggera, adesso ti fa angoscia un po' perché fai fuori, trovi quello che ti mena, guarda a Roma, vai fuori vai fuori dalla stazione e lì ti fermo. Più controlli e più polizia e più invogliata anche, perché magari passano solo e basta. È un buon posto un po' da aver paura. Io abito giù per la stradina lì, e anche lì di notte c'è un giro un po'. Insomma, bisogna stare attenti. Speriamo che non mi succeda mai niente. È spaventata anche lei con questa notizia? Beh, il signore arriva alle 5:30, 6, io vengo qua alle 3 di notte, per cui sono proprio nel mezzo del momento, ma però ecco, fino adesso mi difendo e ci difendiamo. Purtroppo bisogna tenere chiusa la porta ed evitare brutte facce che si presentano, evitare che entrino, perché il più della volta sono guai, dopo sappiamo benissimo come va a finire. Settimana scorsa una pasticceria in pieno centro, c'è un po' tanto. È una zona che è cambiata, cioè qualcosa che va. No, cioè non credo, non è la zona, è la città, è il paese, non solo la zona. Cioè... Anche lei, signora? Sì, penso anch'io quello che ha detto la signora. Siamo cambiati in peggio. Attenzione, c'è un'ultima ora, un incidente mortale, siamo lungo la A13 all'altezza di Ferrara Sud e Altedo. Un'auto ha tamponato violentemente un camion che era fermo in coda a causa di un altro incidente che c'era stato poco prima. Sono morte 2 persone, erano di Caserta ma vivevano ad Abano Terme, dunque nel Padovano. Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e la figlia Gioia Petriccioni di soli 5 anni. Alla guida dell'automobile c'era il papà. Incidente mortale, mamma e figlia sarebbero morte sul colpo, stavano andando proprio a Caserta, stavano tornando nella terra d'origine. Vicenza ancora non si placa invece il clamore destato dalla rapina della festa del baccalà. Siamo a Sandrigo, mentre proseguono le indagini giungono numerose attestazioni di solidarietà alla comunità colpita dal gesto oltraggioso. Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Thiene sulla rapina alla festa del baccalà di Sandrigo. I militari stanno passando al setaccio le tracce lasciate dai malviventi in fuga verso Verona. È stato confermato che la Seat Leon nera, data alle fiamme verso le 2 la notte scorsa a Povegliano, sia proprio l'auto rubata usata dai criminali. 2 uomini hanno sottratto il denaro nella colluttazione con la coppia di tesorieri della Pro Sandrigo, mentre un terzo complice li attendeva in auto. Un gesto odioso, inaccettabile, che colpisce il lavoro di centinaia di volontari, è il commento del consigliere regionale Gio Formaggio, che ricorda un episodio simile avvenuto sempre nel Vicentino 3 mesi fa, a giugno, durante il Festival musicale di Agugliaro. Un grave atto criminoso, un oltraggio a tutta la collettività, stigmatizza oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, che esprime vicinanza ai 2 volontari feriti e la solidarietà alla comunità di Sandrigo, che si prodiga da anni per sostenere una delle principali tradizioni gastronomiche d'eccellenza venete. Marca Trevigiana ora con il delitto di Maser. Durante l'interrogatorio di garanzia Sergio De Zen ha chiesto di restare in carcere, ribadendo la versione della prima ora: non ci sono responsabilità di una singola struttura, dice intanto l'avvocato. Non ritengo che ci siano delle responsabilità individuali o che ci sia una responsabilità dell'ospedale di Montebelluna piuttosto che di quello di Treviso o altro. Credo che sia un problema a livello nazionale. Purtroppo gli ospedali si ritrovano anche loro, sono costretti a seguire dei protocolli. Quando un paziente è stabilizzato a dimetterlo, purtroppo manca una medicina di territorio che probabilmente dovrebbe esserci per aiutare in queste situazioni.
È questa la ferma convinzione dell'avvocato Sabrina Dei Rossi all'uscita del carcere di Santabona Treviso al termine dell'interrogatorio di garanzia a carico di Sergio De Zen, il 74enne accusato di aver ucciso con una coltellata la moglie inferma Manuela Bittante, 77 anni, nella loro casa di Coste di Maser, dove la donna si trovava allettata da qualche giorno in stato semivegetativo ma cosciente, e questo dopo un ricovero di 1 mese e mezzo a causa di un ictus a Montebelluna. I medici hanno deciso di dimetterla perché la situazione per loro era stabilizzata. Le alternative che erano state a loro proposta era o casa oppure una struttura privata. La struttura privata, il costo sarebbe stato di oltre 3.000 euro. Lei capisce che loro non se lo potevano permettere, era una scelta obbligata assolutamente. Quanto ai fatti di domenica nella casa di Viametti, davanti al GIP Cristian Vettoruzzo e al PM Gabriella Cama, De Zen ha confermato la versione della prima ora, quella data ai carabinieri di Cornuda non appena costituitosi. Ovvero che è stato un gesto che lui non sa adesso a posteriori comunque spiegare, ma che era sicuramente in una situazione di grande disperazione, che non riusciva a vedere la moglie ridotta in quelle condizioni. L'avvocato riferisce di un uomo ancora prostrato che si è assunto la responsabilità materiale del gesto, anche se restano da indagare i nodi della sua mente. Chiederò una perizia psichiatrica perché è all'evidenza una persona estremamente fragile, non lucida, che ha commesso un atto assolutamente contrario a quella che è la sua natura. Una convinzione però De Zen l'ha ribadita anche davanti al GIP. Niente, perché lui non vuole assolutamente niente, lui quindi non vuole una misura cautelare alternativa al carcere. L'abitazione è sotto sequestro, quindi l'alternativa sarebbe chiedere ospitalità a qualche parente o qualche amico, ma lui non ha nessuna intenzione. Sergio De Zen resta quindi in carcere. L'uomo non ha ancora sentito la figlia Aurora, mentre si attende l'esito dell'autopsia sul corpo di Manuela, fissata per venerdì. Torniamo nel Padovano, siamo a Cadoneghe. I multati del famoso e tanto contestato Velox si sono radunati sotto al municipio. Vedo collegato il nostro Francesco Rattai. Buonasera Francesco. Buonasera Anna, grazie della linea, dicevi bene, si sono radunati sotto il municipio di Cadoneghe, siamo in piazza Insurrezione appunto, con me Ambra che è una delle multate, li abbiamo lasciati che sventolavano le buste verdi con le multe ricevute, oggi hanno sventolato invece i ricorsi al giudice di pace. Perché questa manifestazione oggi? Esatto, oggi abbiamo voluto cambiare un po' perché il 30 di settembre scadono i termini per presentare il ricorso e quindi vogliamo far sapere al sindaco che abbiamo presentato i ricorsi. Quindi la decisione di venire qua in piazza, scendere nuovamente in piazza, è anche però legata al fatto che doveva esserci l'incontro con una delle persone multate che è qua con noi, la signora Cinzia. Lei, signora Cinzia, doveva avere appunto questo colloquio col sindaco che è stato rimandato a dopo il 30 settembre, a dopo il 2 ottobre al mezzogiorno. Infatti io avevo appuntamento e ieri mi ha chiamata la segretaria del sindaco dove appunto mi diceva che l'appuntamento è stato annullato per impegni istituzionali da parte del sindaco e ha fissato nuovamente un altro appuntamento per il 2 ottobre a mezzogiorno. C'è molta amarezza da parte vostra? C'è molta amarezza, ci contavamo almeno per avere delle risposte da parte del sindaco, sperando dia delle risposte ad alcune domande. Purtroppo non è stato così, vedremo lunedì. Ecco, voi vi sentite un po' abbandonati dalle istituzioni? Ci sentiamo un po' abbandonati, come avevo già detto prima, ci sono state inviate diverse mail ai sindaci di noi multati, non è stata data nessuna risposta, nessun cenno di riscontro, nulla. Sono state mandate mail anche al ministro Salvini e anche al governatore Zaia, anche via Instagram, e c'è stato un silenzio imbarazzante, nessuno si è fatto sentire, non volevamo solo che magari essere ricevuti e metterci un'oretta, non di più. Penso che questa situazione ormai la sanno benissimo anche loro qual è. Ci aspettavamo un po' più di considerazione.
Ecco, queste le parole della signora Cinzia, che è una delle persone multate. Ricordiamo, non si riesce a quantificare neanche bene quante sono le multe arrivate. I numeri variano da 60.000, 80.000, 90.000, è un carosello di numeri. Ricordiamo che queste persone che sono qua in piazza fanno parte di una sorta di comitato spontaneo, non sono organizzate, si sono auto-organizzate via WhatsApp, e quindi hanno deciso di trovarsi oggi per consegnare, l'hanno fatto prima, i ricorsi al Comune. Da Cadoneghe è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Francesco Rattai. E ora parliamo di un'altra protesta, quella che è andata in scena oggi a Venezia. Siamo al Ponte di Rialto. Con queste spese è sempre più difficile studiare, lo dicono i ragazzi. Vogliamo un futuro qui, recita lo striscione esposto sul Ponte di Rialto da studenti universitari provenienti da tutto il Veneto per denunciare ancora una volta il caro affitti e tutte le altre spese che, dai libri di testo ai trasporti, rendono sempre più difficile l'esercizio di quello che dovrebbe essere il diritto allo studio. Noi vorremmo un futuro qui, vorremmo viverci, ma in queste condizioni chiaramente siamo costretti ad andare altrove. Il 65% degli studenti che non hanno beneficiato di una borsa di studio, pur essendo idonei, è in Veneto, 3.247 su un totale di 4.900 a livello nazionale, un primato che ha scatenato le polemiche in Consiglio regionale. La situazione a Verona è drammatica per quanto riguarda la residenzialità pubblica. Abbiamo ormai un ateneo in continua crescita con più di 30.000 studenti e solo 466 posti nelle residenze pubbliche convenzionate. E a Padova com'è la situazione? Disastrosa. Le case costano troppo, non ci sono, e quelle poche che ci sono costano tra i 400 e i 500 euro. È una situazione ormai che è ingestibile. Io studio architettura a Venezia. Sono tra le persone più fortunate e per una stanza di 9 metri quadrati pago 425 euro al mese, in un appartamento condiviso con 5 persone. Sul Ponte di Rialto appare anche una tenda da campeggio, simbolo qualche mese fa delle prime proteste contro l'emergenza abitativa, ma le difficoltà ci sono anche per i pendolari. Io sono di Jesolo. Dove studi? Cinese qui a Ca' Foscari a Venezia. Gli abbonamenti sono davvero aumentati molto e infatti c'è stato un aumento di credo il 10% rispetto agli anni passati. Quest'anno pago 72 euro al mese, che per 10 mesi che pago di università sono 720 euro all'anno. 400 euro di libri scolastici sono troppi, è un cartello che con questa scritta. Sì, spendere così tanti soldi in libri diventa difficile per la maggior parte delle famiglie, è un peso importante. Gli studenti universitari di oggi sono nati in anni in cui il nostro paese era già in crisi di nascite e, a giudicare dalle difficoltà che devono affrontare loro e le loro famiglie, appare lecito porsi qualche domanda. La maggior parte di quelli che dovevano essere i fondi del PNRR per andare a finanziare proprio la costruzione di residenze universitarie sono stati sostanzialmente dati a degli enti privati per costruire residenze universitarie private. Pagare una singola 900 euro al mese non è un servizio, è un privilegio di pochi. Era già in possesso di un ordine di allontanamento dall'Italia. Il pregiudicato straniero arrestato nella notte in questura ha aggredito e ferito un poliziotto. Lasciami in pace, devo dormire. È il pretesto per cui un pluripregiudicato portato in questura per accertamenti ha sferrato un violento pugno in pieno volto al poliziotto che lo stava interrogando, procurandogli un trauma facciale con una prognosi di 10 giorni. È l'epilogo violento del controllo di una possibile intrusione in un appartamento di via Astichello operato dalla squadra volanti nella notte. Testimoni avevano allertato la centrale operativa, indicando l'esatta abitazione da dove provenivano rumori e voci sospette di 2 persone. Alla richiesta degli agenti di aprire la porta, gli occupanti si rifiutavano perché non in possesso delle chiavi, per cui venivano costretti ad uscire attraverso la finestra da cui erano entrati. Sarebbero stati invitati dal proprietario di casa attualmente all'estero di vigilare sull'abitazione e accudire il cane. Uno dei 2 uomini sospetti, un cittadino tunisino di 33 anni senza fissa dimora, è risultato avere a suo carico numerosi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e un ordine di allontanamento dall'Italia emesso dal questore di Modena. Per questo motivo il pregiudicato era stato condotto negli uffici della questura. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e portato in carcere in attesa di essere allontanato definitivamente dall'Italia. Pochi secondi di pubblicità, a tra poco. TG Veneto, ben ritrovati ai nastri di partenza, la campagna vaccinale contro l'influenza ma anche contro il Covid, la nuova variante. Andiamo nel Bellunese con l'Ulsu 1 Dolomiti.
Siamo pronti per lanciare questa campagna vaccinale che riguarda sia l'influenza sia il coronavirus. L'invito è di aderire all'anti-influenzale e anche per chi lo ritiene all'anti-Covid. Vaccinarsi è un atto di responsabilità per se stessi e per gli altri. Lo abbiamo imparato negli anni della pandemia e oggi, con l'approssimarsi della stagione fredda, è tempo di pensare a proteggerci, tanto più se siamo tra coloro che hanno il sistema immunitario fragile o compromesso. All'Ulsuno Dolomiti e in contemporanea in tutte le aziende sanitarie del Veneto, la giornata da segnare sul calendario è quella del 16 ottobre. Da quel giorno sarà possibile sottoporsi alla somministrazione del vaccino antinfluenzale, del nuovo vaccino a mRNA, aggiornato per la variante Kraken di Covid-19. Ci siamo lasciati alle spalle 3 anni di Covid molto impegnativi, torniamo a parlare fortemente, ma l'abbiamo sempre fatto, di vaccinazione antinfluenzale, una vaccinazione decisiva perché si tratta di una malattia stagionale. Abbiamo davanti 2 o 3 mesi molto buoni per prevenire e ridurre gli effetti gravi di questa malattia che rimane significativa. Si partirà con le consuete categorie di offerta. Per il Covid-19 inizialmente 2.900 dosi saranno indirizzate primariamente agli ospiti delle case di riposo, agli operatori addetti all'assistenza e ai soggetti con marcata compromissione del sistema immunitario. A seguire operatori sanitari e soggetti affetti da patologie ad aumentato rischio di Covid severo. Per l'antinfluenzale sono in arrivo oltre 45.000 dosi di vaccino, 700 di queste del tipo quadrivalente per età pediatrica. È un vaccino che abbiamo disponibile ormai da alcuni anni, i pediatri di famiglia lo apprezzano molto, è di facile somministrazione, vediamo che l'accettazione di questo vaccino cresce. Lo scorso anno la copertura vaccinale ha sfiorato il 54% della popolazione. Braccio operativo della campagna vaccinale saranno i medici di medicina generale. Li dobbiamo ringraziare per questo lavoro per tutto il lavoro che stanno facendo, ma in particolare per affiancare appunto l'azienda sanitaria nell'ambito appunto della vaccinazione antinfluenzale e anticoronavirus. È un ruolo fondamentale, la persona si rivolge al proprio medico di fiducia ed è giusto così. Pista da Bobo di Cortina, più la contrarietà del popolo sceso in piazza per dire no al progetto, contano i fatti. E i fatti ad oggi, come riferisce Repubblica, dicono che dopo il primo bando di gara scaduto a fine luglio, andato deserto, non c'è nessuna impresa, neppure fra quelle più blasonate coinvolte nella trattativa privata, disposta ad imbarcarsi nella titanica opera di costruzione dello sliding center a Cortina. Il prossimo passo sarà perciò la resa del commissario governativo Valerio Sant'Andrea e la palla passerà alla Fondazione Milano Cortina. Il rischio concreto ormai alle porte è che per la gara di bob olimpico si dovrà emigrare all'estero, Innsbruck, St. Moritz, come abbiamo anticipato lunedì nel nostro telegiornale, o addirittura Pechino, con buona pace degli ambientalisti e dei cittadini contrari allo sperpero di denaro pubblico. Il governatore Luca Zaia, che tanto si è speso per la pista a Cortina, ma che nei mesi scorsi aveva pure dubitato sulla fattibilità dell'opera, ora attende notizie da Roma. E di sport noi continuiamo a parlare con la riforma dello sport che rischia di travolgere le società sportive dilettantistiche e di cambiare definitivamente il ruolo dei volontari. Parla il presidente regionale del CONI. Io ho lettere di società anche storiche che hanno, tra virgolette, prodotto medaglie d'oro olimpiche che non continuano l'attività, pressati da queste, come si può dire, incombenze. Stesse regole per tutti, anche quando i budget però sono diversi. Sono 2 anni che la riforma dello sport pesa sulle associazioni dilettantistiche sportive come una spada di Damocle. Oggi che la legge di riforma dello sport è stata promulgata, il CONI del Veneto promette battaglia. Costringono ad avere degli adempimenti fiscali, tributari, assicurativi, normativi che saranno costi fissi che a gioco forza andranno a ricadere sul vero sponsor dello sport italiano, che non è lo Stato, le regioni o quanti altri enti pubblici o privati, ma sono le famiglie che pagano le quote mensili. 13.800 le società sportive registrate in Veneto, 650.000 i praticanti tesserati tra enti e fondazioni, 160.000 gli addetti al lavoro tra dirigenti tecnici e allenatori. Queste le dimensioni del comparto. La norma introduce limiti per chi fa il secondo lavoro e definisce 7 figure di lavoratori sportivi. Tra queste potrebbe finire anche chi oggi fa volontariato. Il volontariato si reggeva, e lo sport italiano si reggeva sulla legge 392, mi correggano loro, quella del reddito sportivo esentasse di 10.000 euro. Un settore, quello dello sport, che dal punto di vista economico ha toccato livelli da record
record in Veneto. La marca trevigiana è 8ª in Italia per distretto dello Sport System, con 2.428 addetti per 527 imprese. In un territorio relativamente ristretto c'è un elevato numero di imprese e soprattutto c'è tutta la filiera, questa è la cosa più significativa. Ci fermiamo con la riforma dello sport, siamo alla fine del notiziario, come sempre ora c'è il meteo, grazie per essere stati in nostra compagnia, dopo di noi TG Venezia, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. I prossimi giorni di autunnale avranno ben poco. Si conferma infatti la presenza dell'alta pressione che ci regala la cosiddetta estate settembrina. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì. Sul Veneto questa giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato un po' ovunque. Le temperature saranno stazionarie e gradevoli, minime sugli 11-19 gradi, massime comprese tra 24 e 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura, specie in corrispondenza dei rilievi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà parzialmente soleggiato, ma con il passaggio di nuvolosità più compatta nel corso della giornata. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.